benvenuti al TG Sicilia. Le principali notizie. Palermo violenta, il centro tra via Macheda e via Roma è nelle mani di baby gang, piccoli ladri, rapinatori, bande etniche. Fermato un picchiatore iraniano, terrore della zona. Ragusa, un incendio devasta un ristorante, 14 in ospedale, per fortuna con ferite lievi. Trapani, un torneo sportivo ricorderà Salvatore e Giuseppe Asta, i fratellini uccisi dal tritolo mafioso assieme alla mamma nella strage di 40 anni fa lungo la strada per Pizzolungo. Sanità, si può rivedere il principio secondo cui in un'area di 4-6 milioni di abitanti ci debba essere una sola cardiochirurgia pediatrica. L'assessore regionale Faraone dà un importante segnale sul destino del centro d'eccellenza di Taormina a rischio chiusura. Il suo intervento nel programma Il Punto, in onda alle 14.30 su Telecolor. Etna, il maltempo non scoraggia curiosi e turisti che numerosi tentano ancora di avvicinarsi alla colata lavica nonostante divieti e raccomandazioni. Il soccorso alpino lancia nuovi appelli alla prudenza. Convivere con il vulcano. Vedremo come l'aeroporto di Catania fronteggia l'attività dell'Etna quando a prevalere è la pioggia di cenere. Calcio, il Palermo domani in campo a Cosenza per invertire la rotta. Dionisi a rischio esonero in assenza di risultato in casa dell'ultima classifica. Serie C, Catania in cerca di riscatto domani in casa dell'Altamura. Toscano chiede una prova di coraggio alla squadra. Messina e Trapani verso il derby di lunedì con i giallorossi alle prese con i problemi societari. Bentrovati. Palermo violenta non accenna a rientrare nella legalità. Un intero quartiere al centro della città, tra via Roma e via Macheda, una volta parte del salotto buono, oggi è nelle mani di baby gang, bande etniche, piccoli ladri, rapinatori. Ieri è stato fermato un iraniano che era un picchiatore e terrore della zona, maglia viola. Una volta erano le vie della Palermo Bene, il centro indiscusso della città. Ora sono le strade delle aggressioni in mano alle baby gang e a piccole bande italiane e straniere che si confrontano fra loro. Da una parte la via Roma, che dalla stazione ferroviaria centrale della città porta verso la via Cavour, dall'altro la via Macheda, oggi pedonale, che dal Teatro Massimo porta sempre alla stazione ferroviaria. Se il primo tratto di via Macheda è diventato la passeggiata dei locali, una sorta di friggitoria all'aperto, la seconda parte, dopo i quattro canti, esattamente come la sottostante e parallela via Roma, è terra di nessuno. L'ultimo episodio, oltre alla vetrina spaccata nella notte in un negozio di calzature, ieri pomeriggio, quando la polizia ha fermato in via Roma un iraniano che per 2 settimane era stato il terrore della zona. Fermava i passanti per picchiarli senza un motivo. Entrava nei negozi e minacciava clienti e commessi, ma senza una vera ragione. Ieri ha reagito anche agli agenti della squadra Falchi e per questo è stato arrestato. Ma fra via Macheda, Alta e via Roma le aggressioni sono all'ordine del giorno, risse fra giovani della mala movida, risse fra gang etniche, giovani e turisti accerchiati da baby gang per rubare un telefonino o la macchina fotografica, vetrine dei negozi spaccate a martellate o con le auto rubate. Ma la violenza scatta anche soltanto per uno sguardo non gradito, per un'auto parcheggiata male, e a queste si aggiungono vandalismi all'arredo urbano, alla segnaletica stradale e persino danni alle videocamere di sorveglianza della control room o a quelle del traffico che governano la ZTL. Nei giorni scorsi il sindaco di Palermo ha lanciato un appello alla città: non vandalizzate la vostra città, palermitani, è stata la sua frase, perché furti e atti vandalici sono all'ordine del giorno anche ai danni dei cantieri aperti per risistemare le fontane, riqualificare le periferie e rifare le strade. Beh, probabilmente da quelle parti, tra via Macheda e via Ragusa, sarebbero necessari dei presidi fissi di polizia e carabinieri. Andiamo a Ragusa, dove era in corso una festa quando è scoppiato un incendio dentro un ristorante dove si celebravano alcuni compleanni. Ingenti i danni, 14 feriti, per fortuna lievi. Veronica Barbarino. Come fa? E poi?
L'atmosfera di festa si è trasformata in panico nel giro di pochi istanti. Era in corso all'interno di un noto ristorante alle porte di Ragusa una serata con musica, divertimento e canti, quando è divampato un devastante incendio. Il rogo, scoppiato poco prima della mezzanotte, avrebbe avuto origine da un lampadario che ha improvvisamente preso fuoco per la probabile vicinanza con delle fiaccole tenute in mano. Le fiamme si sono propagate velocemente e i clienti sono stati fatti uscire all'esterno. 14 di loro sono stati portati in ospedale per lieve ustioni e lieve intossicazione da fumo. Numerose le squadre dei vigili del fuoco presenti sul posto per cercare di domare l'incendio e mettere in sicurezza l'area. Il forte vento ha complicato le operazioni di spegnimento alimentando le fiamme e la presenza di bombole all'interno della struttura ha reso ancora più complicato l'intervento. Lo scenario questa mattina vede i resti di una serata che doveva essere di festa. Le lingue annerite fuori dalle finestre, vetrate esplose e ancora un odore acre. I danni saranno presto quantificati. A Bagheria, nella Basilica Sant'Anna Santa Flavia, si sono svolti i funerali di Salvatore Maggiore, l'84enne sbranato da un branco di cani. Sono ancora in corso le indagini dopo che l'autopsia non ha completamente chiarito le cause della morte dell'uomo. A Trapani un torneo sportivo per ricordare Salvatore e Giuseppe Asta. Sono i due fratellini uccisi dal tritolo mafioso assieme alla madre nella strage di 40 anni fa lungo la strada per Pizzolungo. La sorella e figlia delle vittime, Margherita Asta, invita compagni e amici dei fratellini a giocare idealmente con le piccole vittime dell'eccidio. Laura Spanò. Il prossimo 2 aprile segna il 40° anniversario della strage di Pizzolungo. Quel giorno del 1985 la mafia pianificò un attentato per uccidere il PM della procura di Trapani, Carlo Palermo. Sulla strada di Pizzolungo venne collocata un'autobomba che al passaggio della blindata della scorta del magistrato venne fatta esplodere. Nello stesso momento transitava anche l'auto con a bordo Barbara Rizzo Asta, che stava accompagnando a scuola i suoi gemellini di 6 anni, Salvatore e Giuseppe. Morirono tutti, facendo da scudo alle 2 auto con a bordo il magistrato e gli agenti che lo proteggevano. In occasione del 40° è previsto tra gli altri un evento sportivo in programma domenica 30 marzo. Margherita Asta, figlia e sorella delle vittime, fa un accorato appello e invita i compagni di scuola e gli amici dei suoi fratellini, chiedendo loro di tornare idealmente a giocare con Salvatore e Giuseppe. A 40 anni dalla strage, Giuseppe e Salvatore torneranno a giocare con i loro compagni di scuola e i loro amici. Chi vorrà potrà iscriversi chiamando al 339 35 89 139 per dedicare una giornata in ricordo, anzi in memoria di Giuseppe e Salvatore. Vi aspetto, grazie. La storia della strage di Pizzolungo è una storia apparentemente piccola che molti volevano dimenticare. Quella strage però non fu un episodio isolato, ma il riflesso di un sistema criminale che ha cercato di piegare la società civile al proprio potere. Intanto cresce l'attesa per il 21 marzo prossimo, quando Trapani ricorderà la giornata nazionale della memoria e dell'impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie, promossa da Libera e Avviso Pubblico. Beh, ricordi molto importanti, certo c'è poco da dimenticare anche in queste stragi di 40 anni fa. A Butera, nel Nisseno, è finito ai domiciliari con un braccialetto elettronico un uomo che custodiva in un pollaio, nascosto in un tubo di plastica, un fucile a canne mozze, risultato rubato nel nord Italia, e numerose cartucce calibro 12. Le armi e le munizioni sono state sequestrate. Il ritrovamento dopo una perquisizione in contrada Fontana. Come vedete, queste sono le armi. Le indagini sono coordinate dalla procura di Gela. A Biancavilla prima avrebbe minacciato la moglie dicendole: ti uccido, ti metto dentro la bara, troverò pace solo quando ti ammazzo, e altre atrocità del genere. Poi l'avrebbe colpita con un pugno allo zigomo destro. È la cosa contestata a un uomo di Biancavilla arrestato dai carabinieri di Paternò per maltrattamenti in famiglia. L'uomo, spesso ubriaco, l'aveva più volte aggredita anche davanti alla figlia minorenne. Sanità. Si può rivedere il principio secondo cui in un'area di 4-6 milioni di abitanti ci debba essere una sola cardiochirurgia pediatrica. L'assessore regionale Faraoni dà un importante segnale
per il destino del centro d'eccellenza di Taormina a rischio chiusura. Il suo intervento nel programma di Luca Ciliberti, Il Punto. Ascoltiamo Faraoni. In questo momento c'è una norma, la Balduzzi, che stabilisce che una cardiochirurgia pediatrica può stare su una popolazione che va dai 4 ai 6 milioni di abitanti. Noi in questo momento siamo 4 milioni e 8, però io dico una cosa, bisogna anche considerare le condizioni anche geografiche. Abbiamo la necessità di comprendere che ci sono anche delle condizioni che possono comportare una revisione, almeno per questa nostra regione, di questo principio di una sola struttura presente per un bacino di 4 milioni, 6 milioni di abitanti. Beh, un segnale importante, molto importante. Gli altri ospiti del Punto di oggi saranno Totò Cuffaro, che è segretario della nuova DC, Cateno De Luca, leader di Sud Chiama Nord, e i giornalisti Mario Barresi e Antonio Condorelli. Il Punto, ricordo, in onda oggi alle 14.30 su Telecolor, domani alle 14 su questa rete. Il maltempo non scoraggia curiosi e turisti che numerosi anche stamattina tentano di avvicinarsi alla colata lavica sull'Etna nonostante divieti e raccomandazioni. Molti improvvisati, non equipaggiati, e infatti il soccorso alpino lancia nuovi appelli alla prudenza. Emanuela Corsi. Siamo venuti qui per venire a vedere, incuriositi da questa eruzione, e portare qui i bambini, però il tempo forse oggi non ci ha assistito. Turisti, escursionisti e visitatori in arrivo da tutta la Sicilia per recarsi anche questo fine settimana sull'Etna. La spettacolare eruzione di questi giorni, con la lava che avanza sulla neve, continua a richiamare migliaia di curiosi, spesso improvvisati e senza un'adeguata attrezzatura. Siamo sulla strada provinciale 92 che porta ad Etna Sud, più avanti c'è il rifugio Sapienza. Il maltempo, la fitta nebbia che vedete non scoraggia i curiosi che vogliono recarsi anche in questo fine settimana sull'Etna, ma tanti vengono rimandati indietro dalle forze dell'ordine perché sprovvisti di catene e di pneumatici per la neve. Siamo ospitati in un bed and breakfast qui a Nicolosi e volevamo salire sull'Etna se ce lo permettevano, perché la polizia ci ha fermato un po' più sopra perché non avevamo né le catene e manco i pneumatici da neve. Volevamo vedere l'Etna, anche bambini ci tenevano, però pazienza. Ma siete equipaggiati per salire sull'Etna? Sì, avevamo tutto nel cofano, però ce ne ritorniamo. Tristi, ce ne ritorneremo tristi. Intanto, per evitare l'assalto di turisti, in questo fine settimana ha preso il via il nuovo piano viario. La strada provinciale 92 sarà percorribile solo in salita, mentre la strada per Ragalna verrà utilizzata per la discesa, creando così un anello a senso unico per agevolare il traffico e prevenire congestionamenti. Inoltre proseguono gli appelli dei sindaci e dei soccorritori. Consigliamo a chi si volesse recare sul posto di affidarsi solo ed esclusivamente a guide alpine o vulcanologiche, nel rispetto delle ordinanze vigenti. Il rischio è che una bravata possa trasformarsi in una denuncia. Spettacolo, ma non solo. Quando l'Etna sbuffa, la ricaduta di cenere vulcanica condiziona inevitabilmente l'operatività dell'aeroporto di Catania. Ecco come si provvede a fronteggiare il fenomeno. Lorena Dolci. Se in caso di eruzione sentite le sigle B1 o C3, gli esperti non stanno giocando a battaglia navale. È il sistema per volare in sicurezza accanto ad un gigante capriccioso. Questa mappa spiega bene come funziona. Lo spazio aereo è diviso in 12 spicchi, il centro è proprio l'Etna. I vulcanologi dell'INGV di Catania lo monitorano H24. Se vedono un pennacchio di cenere comunicano i dati ad un ente viario, il VAC di Tolosa, che decide il colore da dare al VONA, l'avviso per il traffico aereo. Se è rosso, disagi in vista con ritardi e cancellazioni. L'NCO, l'unità di emergenza dell'aeroporto, decide infatti quale settore dello spazio aereo bisogna chiudere per la presenza di sabbia vulcanica. Se la cenere è sul settore B3, chiude lo spazio proprio sopra l'aeroporto. Se incombe sul C1 bis, chiude lo scalo di Comiso. Questo è il corridoio di ingresso degli aerei, dei velivoli. Quando ci sono restrizioni parziali? Quando la nube gravita sui settori est, quindi sul mare, piuttosto che sui settori ovest,
abbiamo la possibilità di utilizzare altri settori abili e agibili per consentire l'atterraggio e il decollo. Quando si chiude uno dei due settori occorre dimezzare e questo comporta ritardi, ovvero addirittura cancellazione dei voli. In questo caso l'autostrada del cielo funziona come una strada a senso unico alternato. Ma come si misura una nuvola? In questo momento la nube si stima il suo posizionamento in atmosfera per il tramite della direzione dei venti prevalenti nelle quote di riferimento. Il sistema, sperimentato da anni proprio con l'Etna, fu adottato solo con la grande eruzione islandese, che nel 2014 bloccò gli aeroporti di mezza Europa. Oggi vale la pena di ricordarlo, comunque l'aeroporto di Catania è completamente funzionante in modo regolare. La questura di Siracusa è in emergenza organico, sono necessari diversi altri poliziotti, commissariati compresi, per assicurare una maggiore presenza sul territorio. Sono tanti gli straordinari, ma il SIULP al nostro TG dice che non sono pagati. Francesco Aloi. I poliziotti lanciano una richiesta di aiuto. La questura di Siracusa, come accade anche in altre città, è in carenza di organico e servirebbe più personale per rispettare al meglio il famoso slogan "esserci sempre". Voglio snocciolare due semplici numeri che sono appena sufficienti, oltre a quelli che sono arrivati di recente, almeno altri 50 agenti e 10 agenti per ogni commissariato per assicurare un dignitoso, almeno dignitoso controllo del territorio. Mancanza di personale significa doppi turni per gli agenti in servizio, straordinari che, come ci dice il segretario provinciale del SIULP, non vengono pagati. Lavorare oltre l'orario previsto è, posso dire quasi offensivo per un poliziotto non essere retribuito quando questo fa numerosissime ore di straordinario. Parliamo del G7, il G7 è un momento in cui tantissimi attori istituzionali, politici sono aperti la bocca vantando la buona riuscita del G7. Ecco, questo è stato fatto anche sulla pelle e sul sacrificio dei poliziotti che ancora aspettano di essere pagati per il lavoro svolto. E proprio negli ultimi mesi nel siracusano la microcriminalità starebbe tentando di alzare la china, con numerosi furti anche con spaccata. I sindaci invocano più controlli, ma la politica deve trovare le soluzioni e le soluzioni non sono genericamente invocare maggiore presenza della polizia, bisogna trovarli i poliziotti, non sono ingenuo, so che in un giorno questo problema non si risolve, ma da qualche parte dobbiamo pur cominciare. Adesso la storia del piccolo Ivan, il neonato partorito in strada da una donna senza tetto lo scorso dicembre a Palermo. Dopo 2 mesi in ospedale il bambino ha trovato una sistemazione in affido presso una comunità per minorenni e ora c'è l'attesa per l'adozione. Ma quella di Ivan è solo una delle tante storie difficili di infanzia negata. Orazio Longo. Una casa che non è più l'ospedale Bucchieri La Ferla, ma una comunità, in attesa di una famiglia vera che lo voglia e lo possa adottare. Non è ancora l'happy end definitivo, ma un passo in più verso quel traguardo. La storia di Ivan, il bambino protagonista di quello che in molti hanno soprannominato il miracolo di Natale, dello scorso Natale. È il 17 dicembre quando 2 poliziotti del commissariato Reto di Palermo trovano il neonato ancora legato al cordone ombelicale della madre. Una ragazza sudamericana senza fissa dimora che aveva appena partorito tra cartoni e lamiere, coperte e vecchi vestiti, all'ingresso di un cantiere tra via Archirafi e via Mignosi per strada. Angeli Salvatori, i 2 agenti nell'occasione, allarmati da un residente che aveva udito le urla di quella donna col bambino in braccio. L'arrivo dell'ambulanza e l'intervento dei medici a evitare il peggio, il ricovero all'ospedale di via Messina Marine, da dove però, poco dopo, la madre faceva perdere le sue tracce. Il piccolo Ivan rimane 2 mesi in ospedale, la burocrazia è lunga e le strutture di accoglienza invece sono poche e già sature, fino a quando l'assessore ai servizi sociali del comune non attiva la procedura della collocazione in soprannumero. Adesso si aspettano gli ulteriori passi verso l'adozione. Una situazione, quella del piccolo Ivan, che risolleva ancora una volta il tema della violazione dei diritti dell'infanzia, che, come il miracolo di Natale, riguarda tanti, troppi altri bambini che aspettano chissà per quanto tempo ancora la loro occasione di vita. È il momento della nostra pausa, tra poco per il calcio nei nostri servizi il Palermo domani a Cosenza, il Catania in casa dell'Altamura e Messina e Trapani verso il derby di lunedì. State con noi, vi aspettiamo.
calcio, domani Palermo in campo fuori casa contro il Cosenza, a rischio Alessio Dionisi, che però dice abbiamo tutte le qualità per rialzarci. Marco Goulart. Cambiare rotta e farlo in fretta. L'allenatore del Palermo Alessio Dionisi, alla vigilia del match di domani a Cosenza, sa bene che i risultati vanno in direzione opposta rispetto a quello che si sperava. Sappiamo che ora è il momento di vincere partite, c'è poco da dire, poi le partite si preparano, si devono preparare, però non conta solo la tattica e la tecnica, ma quello sempre, contano le motivazioni, la volontà, che in partite simili delle volte non è stata pari all'avversario, e dobbiamo pareggiare la volontà dell'avversario, che come dicevi tu sarà una volontà importante. Abbiamo un po' di defezioni, lo sapete, perché numericamente in difesa non siamo tanti. Soprattutto per Dionisi è una partita da dentro o fuori. Il tecnico rischia il posto qualora il Palermo non vincesse sul campo dell'ultima in classifica. Perché qua si parla solo dei problemi. Qua si parla solo di quello che non funziona, e forse non avete capito che così non funzionerà mai niente, le cose non andranno bene se continuate solo a chiamarvi. Io non so come siete abituati nella vostra vita, e ci mancherebbe, lungi da me, ma non c'è mai un bicchiere pieno, quindi il bicchiere si può vedere un mezzo pieno o un mezzo vuoto. Io sono abituato a vederlo mezzo pieno. Dionisi dovrebbe scegliere ancora lo schieramento con la difesa a 3, nonostante le tante assenze nel reparto. Sembra difficile il ritorno alla retroguardia a 4, anche se non è escluso del tutto. Brunori e poi Ampalo sono i punti fermi. A Cosenza occorrono le loro giocate e i gol per dare nuova linfa al Palermo. Domani il Catania sarà ospite dell'Altamura. Toscano chiede più coraggio e una rappresentazione diversa rispetto a quella vista, soprattutto nel secondo tempo, con la Casertana. Marco Carli. Prima della Casertana, Toscano aveva parlato di continuità. Non è andata così. Alla vittoria di Monopoli è seguita una prova sbagliata. Ecco dunque che il match di Altamura rappresenta l'ennesimo test per una squadra che non è mai riuscita finora a cambiare marcia. Il tecnico questa volta, in vista della gara che vedrà gli Etnei di nuovo in Puglia, regione dove hanno giocato già 2 volte in questo mese, usa un'altra parola ricorrente. Deve avere più coraggio di rischiare qualcosa, magari rischiando anche di perderla. Questo che non mi è piaciuto nel secondo tempo dei miei ragazzi. Qualche soluzione tattica in più per l'allenatore, conferma per la difesa, con Quaini alternativa pronta per il ruolo di braccetto sinistro, e per il centrocampo visti con la Casertana e a Monopoli. Davanti si valuta sulla base dei giocatori che sono rientrati in gruppo negli ultimi giorni, fermo restando ovviamente l'inamovibile inglese. Di certo Toscano non ne fa una questione di sistemi di gioco. Quando noi giochiamo contro una squadra che gioca a 4, se i nostri esterni salgono sui terzini, come difendi a 4? Quindi non c'ho dei moduli predefiniti. E come l'approcci la partita, con quanta energia, con quanta voglia, con quanta determinazione fai quello che hai preparato. Altamura Catania sarà seguita da Telecolor con collegamenti dallo Stadio d'Angelo, commenti da studio e le interviste ai protagonisti. Si comincia mezz'ora prima dell'avvio del match. Lunedì sera si giocherà al Franco Scoglio il derby tra Messina e Trapani. I giallorossi attendono novità sul futuro societario. Sergio Colosi. Messina fa rima con penalizzazione per demeriti propri, per i mancati pagamenti dei contributi previdenziali e per colpa di Turris e Taranto, probabili future escluse. In bilico però c'è anche il futuro del club, abbandonato al suo destino da Sciotto e Cissé. Il quadro disarmante accompagna la lunga vigilia al derby Messina-Trapani, in programma lunedì sera al Franco Scoglio. L'esclusione di Turris e Taranto porterebbe ad un -10 alla classifica dei Granata. Antonini minaccia di non mandare la squadra a Messina, più una provocazione comunque che una reale volontà. Il club giallorosso rischia il fallimento, diviso da un possibile contenzioso tra Sciotto e Cissé. In soccorso ci sarebbero Franz, il presidente della Serie A, e l'imprenditore Mannino, pronti a salvare il Messina, a patto di rilevarlo a costo zero da Sciotto, che potrebbe avvalersi della clausola rescissoria per inadempienza degli acquirenti, ma al momento non sembra intenzionato a farlo. Questione intrigata tra gelosie, ripicche e colpi proibiti. Messina-Trapani segnerà anche il ritorno di Pavone e Anatriello e la voglia di riscatto di Crimi e Gelli, ma questi temi trovano poco spazio nei pensieri dei tifosi. Il TG Sicilia tornerà alle 20. Grazie per essere stati con noi. Buon pomeriggio.